Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti nell'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Le ultime novità continuano con le stelle di Radio.0 anche in questo martedì 21 settembre, ma lasciamo subito la parola a loro e iniziamo il nostro viaggio tra i 12 segni dall'Ariete. Sarete presi da due opposte fazioni, da una parte l'imprudenza dell'opposizione lunare con Marte, dall'altra la prudenza consigliata da Saturno. Tra gli eccessi troverete finalmente una via di mezzo e vi sentirete in armonia e in equilibrio. Toro, al bando i pensieri negativi oggi, anche quando vi sembrerà di dover superare una prova potete immaginare di dovervi mettere subito all'opera. Non cedete alle lusinghe di chi vuole semplificare troppo le cose, sotto sotto si nasconde qualcos'altro, ricordatelo. Gemelli, giunge la luna in Ariete e vi regala una forma smagliante. Ecco che avete quello spunto in più per far valere le vostre opinioni in mezzo agli altri. Non vi farete intimorire dagli spavaldi né da chi vi guarda con superbia, dimostrate ciò che valete. Cancro, quando vi trovate di fronte a un muro non ostinatevi verso quella direzione, la testardaggine della luna in Ariete non vi farà avanzare. Meglio limitare quindi gli spigoli della vostra personalità, meno orgoglio e più voglia di collaborare insieme. Leone, con la luna in Ariete a farvi da apripista nessuna porta resterà chiusa al vostro passaggio, non avete che da indirizzare la vostra volontà. Un ostacolo che prima vi appariva grande come una montagna si trasformerà oggi in un semplice granello di sabbia. Vergine, trasformate ogni piccola crisi in una chance per migliorare senza farvi preoccupare dai problemi. Sono opportunità di crescita alla fin fine per voi. L'energia del sole opposto alla luna potrebbe minare la tranquillità quotidiana, ma pensate sempre in positivo, è meglio. Bilancia, l'abilità dialettica concessavi dal trigono di Mercurio con Giove oggi vi sarà molto utile, dovendo esporre idee e concetti anche molto complicati. Accettate con tolleranza il dialogo, senza farvi irretire troppo dall'opposizione lunare con Marte. Scorpione, per rendere le pulizie domestiche quotidiane meno faticose, ascoltatela un po' di musica, ve lo consigliamo anche noi questo, e seguitene il ritmo mentre spolverate o spazzate. Mettetevi poi a servizio del prossimo senza pensare a cosa potreste guadagnare, un pizzico di altruismo ci vuole sempre. Sagittario, la voglia di divertimento e di stupire è molta per merito della luna in perfetta consonanza con il vostro segno, siete al top nel fisico e anche nella mente. Rispolverate invece dei vecchi sogni nel cassetto e datevi nuove e attraenti possibilità senza alcun timore. Capricorno, anche se l'umore è un po' ballerino per colpa della quadratura lunare, non vi date per vinti e continuate a lottare con piglio molto sicuro. Le sfide, si sa, sono molte, ma se le affronterete ad una porterete a casa un bellissimo risultato, parola delle stelle. Acquario, giornata a tutto gas, grazie al sestile lunare con Saturno e a Mercurio in trigono con Giove, responsabilità e dialettica vi faranno stravincere. Potete sperare di ricoprire un incarico che desiderate e farete valere le vostre idee. Che dialettica, amici dell'Acquario! E chiudiamo infine il nostro viaggio del giorno con i pesci. Cambiamenti in atto con l'opposizione del Sole alla Luna. Cercate di tenere in considerazione anche le esigenze degli altri e non soltanto le vostre. Meglio poi usare il giusto tatto e la giusta compassione verso chi non sta attraversando un gran periodo. Ed è tutto quindi anche per oggi dai consigli delle nostre stelle di settembre. Noi ci ritroviamo domani ancora con tutte le novità del giorno. Intanto auguriamo a tutti una buona giornata, un buon martedì e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0